Ora fare impresa è anche online. Digita fareimpresa.info. Che internet sia uno strumento irrinunciabile è cosa che constatiamo ogni giorno. Meno intuitivo è forse comprendere che la rete, soprattutto in considerazione di come sta evolvendo, permette alle imprese di comunicare in maniera totalmente diversa e più efficace di quanto consentano i media tradizionali. Sentiamo. Quando si parla di Internet come strumento utile per la comunicazione e la promozione d'impresa, non si possono ignorare le potenzialità dei social network. Ma attenzione, la loro scelta e il loro utilizzo vanno valutati con competenza e senza improvvisare. Ai nuovi modelli di business basati sui social network, alle previsioni su come evolverà l'utilizzo degli strumenti di accesso a Internet, è stato dedicato un incontro che ha visto come relatore Francesco Arleo, esperto di cooperazione in rete e docente di tecnologie educative all'Istituto Universitario Salesiano di Venezia. L'appuntamento si è svolto nell'ambito di un progetto realizzato dal Centro di Formazione Cesar, con il contributo del Fondo Sociale Europeo, del Ministero del Lavoro e della Regione Veneto, che in una prima fase ha interessato una cinquantina di aziende, ma che è tuttora aperto a chi volesse approfondire le proprie conoscenze al riguardo, per cogliere i vantaggi di tecnologie che oggi permettono di mirare meglio i propri messaggi, di non limitarsi ad una comunicazione unidirezionale e di interagire con l'interlocutore. Fino ad oggi abbiamo atteso che qualcuno comunicasse per noi, quindi le aziende hanno atteso in qualche modo una strategia e una tecnologia da parte degli cosiddetti old media. Oggi Internet permette alle aziende, alle imprese, con un approccio molto però razionale e con anche appunto un lavoro, uno studio di strategie da mettere in piedi, di comunicare in maniera effettiva, reale, su canali e su target mirati e precisi. Questa secondo me è una delle prime grandi innovazioni, la possibilità di operare con le proprie mani rispetto appunto a una potenziale clientela. La prima cosa che hanno fatto i social network è sicuramente rivoluzionare il modello della comunicazione, riportando un po', come dicevo prima, il tutto verso un lavoro sulla persona, non più appunto su come dire, solamente il marchio aziendale. Le aziende possono in qualche modo, se accompagnate, perché non possono fare tutto da sole, se accompagnate possono dare gran vita a una comunicazione di nuovo, ripeto, umana, molto vicina alle esigenze dei propri clienti, delle persone che cercano prodotti buoni e che funzionano. Bisogna innanzitutto capire come funzionano i social network, in modo tale che le informazioni inserite possano produrre un risultato a vantaggio proprio e non solo di chi possiede i social network. Ecco perché è opportuno scegliere quello che più è vicino alle esigenze del produttore e del potenziale consumatore, e non è detto che quelli maggiormente celebrati siano i più idonei. Da evitare quindi scelte dettate dalla moda e l'eccesso di messaggi, cosa che nessuno oggi è più disposto ad accettare. I social network permettono di conoscere, di arrivare appunto a sapere anche strategicamente cosa e come comportarsi rispetto ad alcuni target. Il più grande, forse una delle più grandi rivoluzioni, anche taciute se vogliamo, è che con i social network si può ritornare ad ascoltare le persone, quindi le esigenze dei nostri utenti, dei nostri clienti. I social network in generale sono dei grandi sistemi di monitoraggio, cioè si può in qualche modo osservare quello che accade nel tempo rispetto ai nostri prodotti e ai nostri servizi. Un'altra opportunità è lo scambio di conoscenze tra imprese. L'altra grande, ha detto bene lei, l'altra grande rivoluzione è che la conoscenza diventa termine per creare reti di imprese, reti di persone. Quando diciamo reti di imprese e reti di persone stiamo dicendo trasferimento continuo e anche molto preciso di conoscenze che altrimenti andavano in qualche modo perse o addirittura non affrontate mai. Quindi la rete, quando si dice rete internet si intende una rete di persone e di imprese che fanno fra di loro appunto comunicazione e si scambiano continuamente opportunità di conoscenze. Chi volesse informazioni contatti il Cesar, centro di formazione di Confartigianato Vicenza.